Ciao, siamo Luca Gottardo e Oscar e siamo Piombino Dese per presentarvi questa bella villa, una soluzione assolutamente indipendente, libera su tutti e quattro i lati. Abbiamo un ingresso e poi tutta una corte, un'area scoperta che confina con gli altri tre lati. Venite che ve la faccio vedere. Dal giardino si accede a questo fantastico portico che è molto ma molto tipico e si arriva a quello che è l'ingresso principale. Ce ne sono altri nella casa e man mano ve li faccio vedere tutti. Sicuramente la zona giorno è molto ma molto grande e ben disposta. E vi faccio notare anche questa piccola nicchia che una volta sicuramente c'era il camino e adesso hanno messo questa comoda stufa che aiuta anche nel riscaldamento. Non è l'unica cosa bella della zona giorno perché ha questa stanza in più che potrebbe essere tranquillamente un'entrata, quindi un posto per mettere magari i giubbotti d'inverno oppure anche un piccolo studio molto e molto luminoso. E questo è il bagno della zona giorno. Salendo le scale arriviamo a quella che si può definire la prima zona notte, infatti siamo al piano ammezzato e dove troviamo 3 camere da letto e il bagno. Sono 3 camere matrimoniali e devo dire anche molto ma molto grandi e nella seconda zona notte ci sono un'altra matrimoniale, 2 camere singole e un altro bagno. E se pensavate che fosse finita qua, vi sbagliavate di grosso, perché questa è una casa dalle 1000 risorse. Andiamo a vedere la seconda parte. Siamo al piano terra e dove c'è appunto una seconda cucina con una seconda zona giorno e ha, quello che vi dicevo, altri 2 ingressi. Vi faccio notare anche questo bel caminetto pronto per l'inverno.
dopo il bagno con la doccia si scende in questa meravigliosa taverna con un bel caminetto, e qui è uno spazio ideale da passare in relax, in tranquillità, o con amici, parenti, e passare magari delle belle serate. Anche perché c'è anche l'angolo bar. Proprio ragione, è proprio bella. Voi cosa ne pensate? Ciao Oscar!